pronti per una nuova partita? Prontissimi e via. Pedone D4. Vediamo se giochiamo un gambetto di donna. Wow, che foto da leone che ha il mio avversario. Ok. E allora io giocherò da leonessa e vincerò. Vincerò, vincerò, vincerò. Ok, vediamo un po'. Pedone 4 di 6, gli faccio la semish. Gli sto preparando un attacco delizioso da leccarsi i baffi. Ok, vediamo un po'. Donna di 2, voglio cambiargli l'alfiere camposcuro per indebolire la Rocco. C6. C6? Poi faccio la Rocco lungo. Vediamo. Davvero, vuoi giocare B5? Che carino. B5. Andiamo a cambiare quell'alfiere. Si sta pure preparando. Intanto io non faccio la Rocco. Vedi un po'. Gli terrò la colonna B bloccata, chiusa. E la Rocco lungo non lo faccio. Prendo. Ok. Se gioca B4 gioco addirittura cavallo D5 per cambiargli il difensore della Rocco, anche se mi va a raddoppiare i pedoni, anche se dovesse prendere il pedone in D5, però li faccio matto nel frattempo. Sai, avrei... ok, devo giocare H5 e poi se prende donna G5. Ok, questa partita ho la sensazione che finirà velocemente abbastanza. Ok, ancora non prendo in G7, aspetto che prenda lui se vuole. Adesso deve portare dei difensori nella Rocco. Ok, se fa cavallo C7, H5, cavallo D5, prendo G6, prendo donna H6, donna H7, donna G6, torre H8, ho visto il matto. Chissà, vediamo se succederà. Davvero, mi sta attaccando dove? Perché il mio re è al centro. Sarebbe carino da parte mia giocare A3. Vuole giocare cavallo B4 lui magari. Li gioco a 3 o li gioco a H5? Dai, andiamo al matto. Ci sto pensando comunque. Perché un H3 ho tempo per non dargli nessun contragioco. Cavallo prende, pedone prende. Ci sbrighiamo, noi facciamo matto subito. Che deve fare cavallo B4 e li prendo B3. E se cattura D5 succede quello che vi ho detto, se no, se gioca donna C7, cavallo C3 per non farmi scacco in C2. Anche se fa scacco in C2 non succede niente. Vado via di re, mi prende pure la tua torre, comunque le devo fare matto. Sarebbe bello che lui mi prendesse in H5 adesso, perché poi arriva donna G5 a inchiodare l'alfiere e inevitabilmente ci sarà un matto, quindi matto in 2. Anzi, matto in 3 perché farà uno scacco. Mossa numero 15 e il mio avversario sta pensando tanto perché non è una posizione semplicissima. E il mio re sta al sicuro, anche al centro. Quindi non c'era neanche bisogno di arroccare. Bisogna intraprendere un attacco sull'ala di donna nel momento in cui io ho arroccato di là, altrimenti il mio attacco giunge velocemente verso l'arrocco dell'avversario. Soprattutto è importante non lasciare l'arrocco senza difensori. Sono riuscita a cambiarle il cavallo in F6 e adesso arriva presa. Non può giocare donna A5, adesso ho la torre. Anzi, ho la donna, non è quello che volevo dire.
Ok, ok, vediamo, riprende, vediamo se ho calcolato bene. Dovrà portare il re su dopo lo scacco in H7. Sacrificato l'alfiere. In questo caso avrei dovuto giocare a 3, vedete. Bene, ok, vado via di là. No, non vado via. Torre per H7, torre G7. Dai, vado via. Per ora. Se prende in F3, alfiere G2 e perde qualcosa. Coraggioso. Vuole prendere, dai, sviluppo l'alfiere. Adesso farò la roccocorto. Brava, brava. Devo catturare in A7. Gli do un po' di controgioco. Avrei dovuto giocare pedone A3 in quel momento. Ok. E quindi gli voglio preparare un altro matto. Perché a me piace fare scacco matto. Non so voi. Gli sto minacciando il cavallo. E mi sto portando più pezzi verso l'ala di re. Chissà, magari faccio davvero la roccocorto. Poi porto il cavallo nell'attacco. Wow, non posso più fare la roccocorto. Interessante. Devo venire qua. C'è alcuna minaccia? Alfiere B5 a prendere in E2. Io minaccio, ragazzi, minaccio. Shh. Shh. Non diciamo a nessuno. Va bene che torna con la donna indietro, ma nel caso questo, volevo dire, nel caso alfiere B5. Che bello! Il gusto della vittoria! Ho detto che la leonessa ha battuto il leone. Va benissimo, alla prossima. Vuole la rivincita? No. Alla prossima. E ora, per continuare, che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!